Cultura d'impresa e identità agricola del territorio, un momento di incontro tra studenti e la reale economia agrigentina. Sì, oggi abbiamo voluto promuovere un ulteriore incontro sul tema della cultura d'impresa, perché crediamo che in termini di orientamento sia uno dei primari sbocchi del mondo giovanile, dell'occupazione giovanile, ma abbiamo voluto non a caso legarla all'identità agricola del territorio, perché riteniamo che promuovere da un canto l'identità agricola anche in termini di educazione alimentare per i nostri giovani, promuovendo un prodotto come l'arancia attraverso uno dei maggiori produttori del nostro territorio, sia anche un'opportunità per dare ai giovani idee di innovazione in termini di costituzione di aziende di servizi che possano collegarsi perfettamente alla promozione non solo di un prodotto del nostro territorio, ma anche di tutto ciò che il nostro territorio offre in termini turistici e paesaggistici. Quali le reali opportunità lavorative per i giovani che si presentano al mondo del lavoro? Un settore anche questo che soffre una crisi che è congiunturale, però abbiamo dei prodotti tipici del territorio. Oggi si riparla di arancia di Ribera, ma c'è l'olio, c'è il vino, c'è l'ortofrutta, c'è l'uva, ci sono tanti altri prodotti tipici del territorio. Il nostro obiettivo come Camera di Commercio è proprio quello di far conoscere alle nuove generazioni questi prodotti, questa realtà diversa, questo mondo nuovo che è quello imprenditoriale agricolo, che tanto nuovo non è perché fa parte della nostra cultura e tradizione, ma sicuramente per le nuove generazioni è qualcosa di diverso. Quindi potrebbe essere una valvola di sfogo ai neodiplomati che non necessariamente devono andare fuori Agrigento o comunque all'università in cerca di un qualcosa che chissà se un giorno ci sarà. Il campo dell'imprenditoria è sicuramente un qualcosa di prediligere, lo si può cominciare anche subito dopo il diploma. Quanto costa fare impresa nel nostro territorio? Ma diciamo che noi abbiamo maggiori costi, intanto i grandi mercati sono lontanissimi, il caro carburante di questi giorni già ci penalizza, non siamo concorrenziali con gli altri paesi, tipo ora ci sarà l'entrata del Marocco, dei prodotti diciamo dell'agricoltura del Marocco che sono principalmente anche gli agrumi, e noi non saremo competitivi, anche perché la politica purtroppo non ha fatto un vero e proprio aiuto strategico per potenziare diciamo, la nostra competitività. Però possiamo dire che se il prodotto è questione di tempo, la stessa globalizzazione che ci ha diciamo, affossati ci può far risorgere.